Ci fa molto piacere ed è un vanto storico dei santalucesi, perché se duriamo da millenni come manifestazione, crescendo sempre di più, vuol dire che sicuramente i miei concittadini, i nostri predecessori hanno lavorato bene. Noi cerchiamo di portare avanti la fiaccola, migliorarla. Ci inseriamo anche oltre alla fiera in un percorso turistico. Abbiamo fatto la scuola Bombardieri del Re, che è nel centenario della Grande Guerra, qui c'era una caserma, l'abbiamo adesso fatto l'accordo con la proprietà, faremo un museo che sarà anche questo unico in Italia, quindi potranno veramente venire da tutta l'Italia, ma non solo dall'Italia, dall'Europa, perché qui ci sono gli ungheresi quest'anno con cui avvieremo un gemellaggio, potranno venire a Santa Lucia. Ci inseriremo in questi percorsi e sarà un'opportunità per tutti, per chi viene e per i nostri concittadini. Proprio in questi giorni abbiamo avuto ospiti gli amici di Labro e di Amatrice, e sono rimasti sbalorditi anche ieri della quantità di gente e della qualità dell'esposizione, ci tengo a sottolineare. Quindi il lavoro che abbiamo fatto in questi anni di specializzazione della fiera sta dando i suoi risultati e è sotto gli occhi di tutti, e su questo noi crediamo di poter continuare facendola diventare, oltre a quella internazionalizzazione che è già stata, una fiera di settore ma che fa rete con altre del sistema. Abbiamo già l'accordo con le fiere del Piave, e quindi insomma vorremmo che anche a livello regionale e nazionale ci si accorgesse che Santa Lucia c'è, perché finora abbiamo fatto tutto con le nostre forze. Credo che sia una fiera che guarda assolutamente al futuro in modo trasversale, puntando all'innovazione, alla tecnologia e alla sostenibilità della filiera produttiva. Una fiera sicuramente importante che rappresenta tutto il comparto agricolo dell'agroalimentare del nord-est. Insomma, credo che sia assolutamente un punto di forza della nostra regione. Per quanto riguarda il comparto dell'agroalimentare, parliamo di 3.686 aziende agroalimentari e nel complesso 70.000 aziende agricole. Parliamo di numeri: 5,9 miliardi di export, e l'agroalimentare con le bevande, il vino che è il settore trainante e il latte caseario come secondo settore trainante della regione Veneto è assolutamente un settore fondamentale per l'economia della nostra regione. Funziona bene, diciamo si sta evolvendo sempre più. In questi ultimi anni abbiamo puntato molto sulla bivalenza: da un lato la specializzazione per la parte esterna della fiera dell'agricoltura, quindi per coinvolgere tutti gli addetti ai lavori, dall'altro puntare molto sull'enogastronomia, sulla biosostenibilità, su tutto quelli che sono i prodotti biologici del nostro territorio, per coinvolgere anche le famiglie. Una bivalenza che oggi si rivela vincente. Noi stimiamo di riconfermarci nei numeri degli anni recenti, che ci hanno visto con una media di 30.000 presenze paganti e con un giro di circa 100.000 persone che partecipano alla manifestazione nel suo complesso. Ringrazio l'ente fiera e l'amministrazione comunale di Santa Lucia e Piave, che ci dà la possibilità di essere presenti in questa prestigiosa fiera di Santa Lucia, millenaria. Abbiamo uno stand, siamo presenti come 3 consorzi BIM del Piave: Treviso, Venezia e Belluno, perché da 2 anni circa stiamo portando avanti attività e iniziative in maniera coordinata ogni volta che riguardano il fiume Piave. Abbiamo quindi deciso di dotarci di un logo nuovo comune che ci accomuni e che identifichi il Piave.